Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Eccoci ragazzi, nuovamente all'interno di Walking Dead, nuovamente per una nuova e appassionante partita all'interno di questo fantastico episodio. Come avete ben potuto vedere all'interno dell'episodio precedente, anzi della parte precedente, c'è stato uno scontro a fuoco con qualche freccia di troppo che è andata all'interno del nostro amico. Quindi dobbiamo vedere un po' cosa fare. How you Allora, feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. il luogo era No molto shit. pericoloso, dicono, You saw però what they did to your buddy. non ce l'hanno detto in Nobody's safe precedenza, here quindi ci until we siamo start beccati to una bella fight freccia back. nella spalla. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We C'è don't un know. po' di dissenso I tra i think some of due. them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Allora ragazzi, praticamente i due ragazzoni hanno riferito al nostro amico Lee, ovvero il caro Bruce Lee che ritroviamo a sinistra, che si ritrova un campo, chiamiamolo così, un accampamento da scovare, dove praticamente si ritrova l'insieme dei problemi che abbiamo avuto fino adesso. Quindi possiamo andare adesso oppure ripensarci. Io direi ragazzi di entrare nuovamente nell'azione del gioco, ritrovando quindi qualcos'altro di importante. Quindi andiamo, e perché no? It'll be a good Allora, opportunity to e find out infatti a bit avremo more about modo what di we're up ottenere against. nuove Let's do it. informazioni guardando un po' I'll questo stay here and hold campeggio. down the fort. Allora, invece il Remember, we're ragazzo just doing rimarrà qui a dare reconnaissance for un'occhiata. now. No use getting ourselves killed. Ok, ci dicono che stiamo facendo solo azioni di ricognizione, quindi cerchiamo di stare calmi e non diventare irruenti. Ecco che la famosa bambina che l'abbiamo fatta felice con l'altalena ci guarda come per ringraziarci, adesso ci ripensa un po'. E adesso vediamo che cosa fare con due bei fucili Springfield nelle mani, guardate un po'. Nella foresta, mamma See mia. anything? Vedi qualcosa? Yeah. Non ancora. Diamo un'occhiata. I know it's around here. Io lo so che It's qui gotta be intorno close. dovrebbe chiudersi, vediamo. Tracce ragazzi, una lattina, chissà che cos'è. Lattina di fagioli. Mi dispiace ma non è utile come traccia, diamoci ancora due sguardi. Qui, c'è qualcosa. Ehi amico mio, vieni. Ecco un campeggio. Oh shit, you found Abbiamo it? trovato? Sì sì. Vediamo un po'. Ecco, delle mosse simili alla SWAT ragazzi. Mosse mimiche per andare avanti senza farci scoprire. Ed ecco, con il nostro fucile di precisione diamo un'occhiata. Allora, vediamo un po'. Una tenda, dei sacchi, delle scatole, una tanica di benzina, fucile arrugginito da avancarica, proprio quello che fa per noi. Allora, diamo un'occhiata al campeggio, come dice il nostro obiettivo. Muoviamoci in avanti sempre con calma ragazzi, visto che il nostro personaggio può muoversi. Allora, intanto abbiamo l'accetta in mano, non so perché non ci indica anche il fucile. Comunque, diamo un'occhiatina sempre con calma. Ok, benissimo. You see anybody? Vedi qualcuno? No, a quanto pare non c'è nessuno. Allora, cosa possiamo dire? Stai in guardia, amico mio. Io andrò avanti perché è troppo prematuro Stay dire on che your il campo è guard. vuoto. Ok, avanti, amico mio. Allora, Watch my un back, calderone con Lee. qualcosa dentro. I'm gonna Andrò check out the a tent. controllare all'interno della tenda. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Con calma, sempre con calma. Attenzione, chissà cosa ci sarà dentro la tenda ragazzi. È molto tranquillo il campeggio. Non credo che ci sarà qualcuno all'interno. Diamo una bella occhiata. L'unico modo per scoprirlo. Ok, vai. Con calma. Oh mio Dio. Non c'è niente, meno male. Solo pane secco e pochi stracci. Clear. Pulito. Bene. Sembriamo This dei veri e camp's propri too membri small. della It can't SWAT. be their Potremmo main farlo come base. lavoro. That's what I Saranno was nella thinking. loro base principale, dice il Take a look nostro amico. around Diamo anyway. un'occhiata intorno, There's c'è probably some probabilmente shit around qualcosa here they stole from us. intorno al campeggio stesso. Allora, vediamo un po', con il nostro fucile diamo un'occhiata, ci sono della spazzatura, come indica infatti il Yuck. testo. I don't need that. Infatti non ne abbiamo bisogno, dice il nostro amico. Un bel calderone, probabilmente ci sarà qualcosa all'interno, perché vedete il fumo che esce al di fuori, sarà caldo. Diamo un'occhiatina, non mi vorrei ritrovare una testa di uno zombie. Allora, cosa c'è dentro? Apriamo. Just water. Solo acqua. Non è proprio quello che fa per noi, abbiamo gusti diversi. Allora, diamo un'occhiatina delle casse, vediamo un po'. Una cassa con dentro qualcosa, c'è del latte? Nothing. No, niente. C'è una piccola bottiglia e dentro quest'altra cassa cosa c'è, amico mio? Diamo un'occhiata. Empty. Vuota, niente. Allora, a quanto pare non c'è niente di utile dentro questo campeggio, siamo andati solo in ricognizione per nulla. Allora, non c'è nient'altro, abbiamo buttato il tutto a terra ed ecco, diamo un'occhiata a questa vecchia sedia, una vecchia sedia Looks sdraio. like they expected to be here a while. Allora, si aspettava che ci fosse qualcuno, ma a quanto pare non c'è nessuno. Diamo un'occhiata al carrello della spesa, vediamo.
Looks like they were moving a lot Ci of sono stuff. molte scatole su questo scaffale, quindi su questo tavolino. Vediamo un po' se c'è qualcosa dentro le scatole. Ok, apriamo. Allora, cosa c'è? What's in the Cosa ci sono negli boxes? They're all scatoli? from save Ci lots. sono molti The save first lots. few days they told folks to Questo è il gather primo to the dei save primi giorni lots by the interstate. che loro hanno detto ai Anything ragazzi worth qualcosa. taking? Vediamo un po'. Diamo un'occhiata dentro quest'ultimo scatolo. St. John Diary. Wow, apparterrà alla tenuta che abbiamo visitato prima. Infatti c'è anche il simbolo dei Chicago Bulls, ragazzi. Ora prendiamo la Boxes scatola. from the dairy here. Ci sarà qualcosa di importante. Probably the food we've been Ci sarà giving them. probabilmente del Fuckers cibo. cross the line. Anche un insulto emette il nostro amico. Quindi diamo un'occhiata a cosa c'è qua dentro. Un telecomando. No, cos'è? A quanto pare è una radiolina. Camera. Ah, perfetto. What do you find? Una videocamera, raga. Ah, una fotocamera. Video camera. Una videocamera, giusto? Let me see that. Gliela dobbiamo dare? Guardate che parole americane strette, ragazzi. Battery's dead though. Oh, Teniamola good. in tasca, forse è What meglio. else they got over here? Cosa Let's c'è see if we can qua? find anything Un'occhiata useful di and altro. then get a move on. Cerchiamo di scoprirlo. I see you handled that gun I lent you pretty well. You Ci a domanda hunter? se siamo dei No, but cacciatori. Lily keeps us all on a regular training No, ma schedule. noi abbiamo fatto molta pratica, quindi ci sappiamo fare Lily? con i fucili. I thought you were running things back there. Yeah, but she's got the combat training. Lei è una grande combattente, praticamente questa Lily, ragazzi, è un tuttofare. Allora, abbiamo esaminato tutto, diamo che cosa c'è qui, cosa sono queste? Bottiglie. Vediamo le bottiglie, se c'è qualcosa di importante. Empty. Vuote. But Ma it looks sembra like che qualcuno someone's ha been eating out of mangiato, these recently. ci ha mangiato dentro recentemente. Allora, diamo un'occhiatina alla tenda. A quanto pare ha guardato il nostro amico, ma probabilmente c'è qualcosa di importante. Allora, entriamo anche noi. Allora, vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, una vecchia caraffa, gli stracci che abbiamo visto. Ehi, il nostro amico. Dov'è? Oh mio Dio, è scomparso. Non c'è niente, ragazzi, oppure sì, vediamo. C'è un piccolo orsacchiotto, anzi una bambola. Una foto, diamo un'occhiatina alla foto. Cosa c'è qua dentro? Sembra una puntata di Sherlock Holmes, ragazzi. Tutta una storia da analizzare per risalire poi all'indizio fatale che ci condurrà alla risoluzione del caso. Allora, sacco a pelo del bambino. Jesus, there's a kid mixed up in this. Mamma mia, che orrore. Was more like. Diamo un'occhiatina all'altro sacco a pelo. Cos'è? Oh, che cos'è? Mamma mia, un cappello. The hell? Don't you fucking move. Ehi! Shit! Put your guns Siamo down. tornati all'età della I ain't pietra. going Metti i back. fucili a You terra. tell him amica mia. Jolene ain't going back. Palestra, mamma mia. Hey, we had a deal. No shooting as long Non as we gave sparare. you food. Per What il the cibo, fuck brutta happened? stronza. You had a deal with them. I ain't Mamma mia. them. Oh, I know you. Io vi I know conosco, what you so are. chi siete And I e so know cosa what volete you fare. do. You don't know me. Tu non mi Steal my conosci. shit. Allora, Steal Chi sei everything tu? from me. Who the fuck are what you? the fuck are you? Mamma mia, ragazzi, che volgare il nostro amico. Ti avevo detto di dire un'altra Look, cosa, it's not stronzo. safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. Infatti, meglio che torni indietro, Oh, brutta it's a stronza. hell of a lot safer up here than down there, you best A believe. quanto pare è Now, molto maybe you aggressiva, didn't hear ragazzi. me last time. Faremo When meglio a I sparargli asked prima you, che ci sweet, spari. Put your damn guns Buttate i down. fucili a terra. You think I won't kill you? Vorrete- I'm gonna take this here Non è che vorrete che mi crossbow and uccida? put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. Ci vuole lanciare una You're freccia not nel men. cervello, ragazzi. You're monsters. Voi All siete men dei are mostri, monsters. non siete degli Take what uomini. they want and then destroy Spariamole, it all. basta, ragazzi. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to Avanti, you. Screw MacReady. this. Y'all wave them Spara. guns like you're looking to die. Fire! You're looking for death. Stronzona, può essere che era uno zombie, ragazzi. Molto pericoloso. Sì, ho deciso di ucciderla. Shit! What the hell did you do Non that mi for? interessa perché l'ho fatto. We had a deal with them. Però era molto giustizia. She was about. Cioè, infatti, lei aveva idee. Ci was voleva about to shoot uccidere us la both. stronzona. È You meglio could have che. just taken her down. Siamo stati più You didn't veloci have to noi, kill l'abbiamo fatta fuori. Si ricorderà di questo. Va bene, è stata una decisione. her. I mean, I know she was crazy. but affronteremo le probabili damn. conseguenze. Era molto pericolosa, ragazzi. Può darsi. Anzi, è possibile che fosse stato uno zombie. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. Praticamente siamo dei veri e propri cecchini. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we È head meglio che back. torniamo Once indietro. they see this, they'll get the Infatti, message. è stata legittima difesa. E se fosse stato uno zombie, che cosa avremmo fatto? Forse è meglio prendere anche la sua balestra come un'arma aggiuntiva. Ecco, fai bene, amico mio.
queste tecniche rudimentali di uccisioni, però meglio tenerle sotto tiro. Come on. Andiamo. Guardate come lo scrivono, come on. Bene ragazzi, una bella uccisione, ci stava tutto, proprio quello che ci voleva per rendere un po' il gioco più vivo. Ma ecco, un po' di rimorso, un po' di cervello volato via, eccolo là a terra. Vediamo un po' dove andremo questa volta. Fatto fuori il primo nemico. Adesso tornati al St. John, ovvero al Diary, al nostro accampamento. Chissà cosa gli racconteremo al nostro stronzone. Man, that was a hell of a ride, huh? Cosa? What? You were a madman back there. Took that crazy Ci stai bitch insultando, down. brutto stronzo? You're back. Cos'è What successo? happened? Lee took care of it. Ecco, già ha cantato come un uccellino lo stronzone. Allora, signorina, This isn't what Terry would have wanted. chi è Terry veramente? My Il husband, marito. Mi missing every manca day. ogni Then giorno. screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll Sento do it un po' myself. di frastuono ragazzi, probabilmente starà arrivando la sera, la notte, e non è un buon segno perché gli zombie What's going on potrebbero with them? attaccarci da un momento Don't all'altro. know. Squabbling looks like. Lot of tension with C'è un po' y'all, di tensione huh? qua intorno. Allora, potrei dire questo, sì. Yeah, you could say that. We don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Non Don't credo che siamo worry. molto sicuri qui, amica mia. Think I'll go have a Siamo look beccati around. prima un Don't incontro wander con too la far. stronzona con la Dinner will palestra. be ready Meglio before non you dire know it. niente ragazzi, meglio And stare thank your silenziosi friend e Koch discrezione. again for me. She and the kids are in the barn with the cow. Sono praticamente That nel woman is fienile a con la mucca, lifesaver. la ragazza e i bambini, e quindi io direi di andare a dare un'occhiata. Usciamo dal cancellone. Bene, eccola là nel fienile. Ah, granaio, scusate ragazzi. Ecco la bambina. Ciao. Vediamo che fa. Ehi, che vuol dire? Dove voi ti abbiamo costruito l'altalena, brutta stronza? Ecco il cappellino. Ma non so ragazzi come fa, è la cosa che mi sono sempre domandato all'interno di tutti i punti e clicca. Nel momento in cui andiamo a prendere qualcosa, un qualsiasi cosa, per esempio adesso guardate abbiamo una macchina fotografica e ci può stare un cappellino, a un certo punto ci può stare anche in tasca, ma un'ascia ragazzi, dove la mette? Dove ce l'ha nascosta l'ascia questo ragazzone? Cioè dove l'ha messa? Cioè non credo che ce l'abbia nelle mutande oppure all'interno dei pantaloni, cioè o nelle scarpe addirittura. E mi ricordo all'interno di tutti i più vecchi punti e clicca con tutta quella roba che si andava a prendere tutta nelle tasche, la tiravano fuori come se niente fosse. E vabbè, la magia dei punti e clicca, le tasche diventano infinite, ogni oggetto perde la sua massa e praticamente sono leggeri come una piuma. Vediamo, diamo un'occhiata a cosa c'è all'interno. Nuovo caricamento, wow, vediamo cosa c'è. Che cos'è? Un raduno, guardate un po' lassù. Ho sempre voluto averne una di quelle targhe appartenenti a ogni stato degli Stati Uniti. Comunque ecco qua la cara mucca e il veterinario dov'è? It's okay, Clementine. Allora è a You can posto pet her. la mucca. Si chiama Clementina è la It's ragazza. okay, go ahead. Ok, e a quanto pare è molto attaccata agli animali. Ci sono anche dei premi, lassù secondo classificato, terzo classificato. Whoa. Katja says Mabel could have a baby potrebbe avere tonight. un bambino. We'll see, Vedremo. Clementine. Che cos'è questo? Mamma mia. E What's infatti, this thing? cos'è? Daddy said it's called a A salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? Did you lick it? Non lo I don't sai? know. Vedremo più avanti. Innanzitutto diamo un'occhiata al fienile ragazzi. Allora, ci sono delle porte della stalla. Qua all'interno ci sarà solo mangime. Attenzione a non pestare niente di osceno, quindi torniamo indietro, quindi lasciamo perdere il tutto perché non vorrei sporcarmi queste belle scarpette. Allora, visto che ci ritroviamo qui, potremmo fare due chiacchiere o con la mucca o con il signore. Proviamo con la mucca. Mucca? She looks Sembra skinny. molto stanca, quindi molto affaticata. Hey there, Andy. Allora amico mio, come sta la mucca? Danny e io incontrarono una donna negli alberi. Anzi, io e Danny abbiamo incontrato una donna negli alberi. Vediamo un po' ragazzi, io direi di lasciar perdere questo argomento, però è meglio affrontare i propri problemi. We met this woman up in the woods. Sembrava She che seemed to know conoscesse your tuo brother. fratello, amico mio. Yeah, he probably talks a Parla little more than he ought. parla più di quanto dovrebbe. E allora, cosa pensi che noi dovremmo mangiare? When do you think La we might mucca. eat? Io direi di mangiare Hungry, la mucca. Tanto sta Don't morendo. Mama's cooking up some Ha good cucinato grub. qualcosa di importante la mamma. Come sta la mucca? How's the cow?
Well, sta better now we got meglio, Doc on the case. adesso, però a quanto pare non è... Thanks. non ha Yep. un'ultima cera.